Furti, danni, vandalismi. Anche le chiese del Veneziano sono sempre più nel mirino dei ladri. L'allarme lanciato dalla diocesi di Concordia Pordenone, che raggruppa parrocchie del Veneto orientale e parrocchie della provincia friulana. Nel corso del 2012, almeno 30 gli episodi segnalati, fortunatamente tutti di modesta entità e tutti ben diversi da quanto accadde il 23 dicembre del 2011 nella chiesa di Gruaro, dove una banda specializzata, armata di fiamma ossidrica, arrivò a forzare la cassaforte della sacrestia, bruciando addirittura le banconote contenute all'interno. Peggio di così, non so, siamo arrivati a questo punto. Cosa penso? Che sarebbe da buttarli in galera? Neppure i parroci sanno più a che santo votarsi per arginare la piaga dei furti nelle chiese. Un tempo commessi per lo più da tossicodipendenti, ora soprattutto da cittadini disperati, rimasti senza lavoro, rimasti senza casa. La videosorveglianza richiede una spesa troppo elevata per i bilanci di tante piccole parrocchie e così più di qualche sacerdote ha deciso di adottare la linea più drastica. Le chiese chiuderanno le porte.